que volta queo, se finì il momento di dire ma poderia andare meglio o dai bassi andrà meglio più avanti. Mi sono una di quelle che dice gosta vita, voglio godermela, trovo profondamente ingiusto lavorare tanto e dopo lavorare bene e dopo trovare che in realtà mi parlo per la mia attività, avere tantissimi blocchi burocratici, avere tantissimi blocchi di non poter fare veramente libera impresa, di non poter dare il meglio. E per questo ho deciso di fare qualcosa per il Stato, di fare qualcosa per tutti i veneti, di fare qualcosa per il futuro di tutte le nuove generazioni. E non solo quindi facendo crescere questo progetto, che questo progetto ci consentirà di fare in modo una roba solo soltanto che secondo me è fantastica, che la capacità dei veneti si misura anche su quello che noi altri riusciamo a produrre. Il Veneto riesce a produrre un PIL, cioè un prodotto interno lordo enorme, e per questo paga quasi 70 miliardi di euro di tasse l'anno all'Italia. Vorrei che voi altri capissi quanto che è il valore di quasi 70 miliardi di euro, cioè 1 miliardo di euro è 1000 milioni di euro. Quindi e di questi 70 miliardi veramente pochi che ne ritorna qua in Veneto, solamente il 70%. Quindi se in realtà tutti questi se in realtà noi altri veneti potessimo l'opportunità, potessimo tenere qua le nostre risorse che noi altri produciamo, avremmo una ricchezza nettamente più alta. Ecco, già solo su questo, già solo sulla possibilità di gestire qua sul nostro territorio quello che noi altri produciamo porterebbe un miglioramento netto sul nostro benessere, su quello che viviamo. E questo è uno dei motivi per cui mi partecipo e sono attiva dentro Veneto Stato. In realtà che c'è tantissimi altri